MDN Veneto incontra Patrizia Terzoni, benvenuta alla nostra trasmissione. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, onorevole, noi ci siamo permessi di contattarla perché alcuni cittadini del comune di San Giovanni Rupatoto si sono rivolti alla nostra redazione perché erano interessati, insomma, ad avere più elementi riguardo alla situazione del bonus 110%. Siccome lei è componente della ottava commissione che si occupa proprio di questo tema, ci siamo permessi di contattarla e di chiedere, insomma, informazioni più precise, anche perché probabilmente lungo il corso dei lavori qualcosa è cambiato, qualcosa si è modificato. Se è così gentile da portarci a conoscenza su com'è la situazione al momento rispetto al bonus. Allora, il super bonus che cos'è? Per spiegarlo a tutti i nostri ascoltatori cerco di essere il più sintetica e chiara possibile. Il governo ha deciso di fare questo investimento, questa manovra economica molto importante perché andrà a influire su due fattori. Il primo di tutto è quello di mettere in sicurezza e di rendere più efficienti i nostri edifici privati. Il secondo è quello di rimettere in moto l'economia, che abbiamo visto sempre che nel momento in cui viene messa in moto l'economia, il comparto edile, poi si mettono in moto tutta una serie di fattori correlati. Per quanto riguarda il super bonus, come si può accedere al super bonus? Gli interventi previsti principalmente sono due: quello antisismico, come ho detto, e quello di efficienza energetica. Quello antisismico, cioè, prevede una soglia fino a 96.000 euro di interventi per quanto riguarda tutti gli interventi antisismici che vengono effettuati sull'edificio, e vale sia per gli unifamiliari che per i plurifamiliari, per tutti gli edifici, e vale per tutte le tipologie di casa, cioè prima, seconda, terza casa, non ha limiti. Mentre invece per quanto riguarda il super bonus per l'efficienza energetica, questo prevede alcuni limiti. Prima di tutto è possibile accedervi solo a 2 abitazioni a proprietario, quindi prima e seconda casa, oppure seconda e terza casa, comunque 2 abitazioni a proprietario. E gli interventi a cui si può accedere sono 2 principalmente, cioè fare il famoso cappotto, l'isolamento termico dell'edificio, che può essere fatto sia nelle unifamiliari che nelle plurifamiliari, quindi condomini e edifici con più abitazioni, oppure la sostituzione dell'impianto di riscaldamento. Per quanto riguarda la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, qui ci sono 2 tipologie. Per quanto riguarda l'unifamiliare, cioè l'abitazione singola, basta semplicemente la sostituzione del proprio impianto, mentre invece per le plurifamiliari questo impianto deve essere centralizzato. Questo è uno dei grandi problemi, che dicono: ma noi condomini non vogliamo l'impianto centralizzato. Va bene, non è un problema, non fai l'impianto centralizzato, ma per accedere al super bonus devi comunque fare il cappotto. Se si fa il cappotto, poi i singoli appartamenti possono sostituire il singolo impianto di riscaldamento accedendo al super bonus, perché il cappotto trascina con sé tutti gli altri interventi di efficienza energetica. Specifico bene di efficienza energetica perché solo questi vengono incentivati dal super bonus, e quindi questi vengono trasportati al 110%. Faccio un esempio: se una plurifamiliare o un condominio decide di fare cappotto, la singola abitazione al 110 può fare anche la pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, o la caldaia a condensazione, oppure può fare anche le finestre o le persiane nuove, e queste passano al 110%. Parlo perché ho parlato di caldaia a condensazione, perché abbiamo tolto dagli incentivi tutte le caldaie che sono dalla classe E su alcune tipologie di intervento, tant'è che all'inizio per i condomini era prevista solo la caldaia a condensazione centralizzato con le pompe di calore o ibridi e geotermici. Ora invece abbiamo anche inserito i collettori solari termici, ad esempio per i condomini o le case plurifamiliari che sono sulla costa o nelle isole, che comunque possono avere dei benefici anche per la sola fornitura di acqua calda sanitaria attraverso i collettori solari termici, quindi pannelli solari termici. Mentre invece per le monofamiliari, le unifamiliari,
abbiamo inserito le caldaie a condensazione che prima non erano previste, il collettore solare termico anche alle unifamiliari. Inoltre sono variati alcune soglie economiche, perché all'inizio era 60.000 euro ad abitazione per il cappotto termico, ma abbiamo visto che comunque attraverso uno studio fatto insieme all'associazione di categoria, quindi parlo di ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, abbiamo visto che questa soglia è molto elevata e quindi è stata abbassata a 50 e 45 mila euro in base al numero di abitazioni all'interno dell'edificio. Quindi comunque in ogni caso soglie molto importanti per arrivare a questi lavori, mentre per quanto riguarda la sostituzione della caldaia questa soglia è scesa da 30 a 20 mila euro, ma vi posso garantire che una sostituzione della caldaia a 20 mila euro abitazione è più che sufficiente, scusate. E inoltre, per quanto riguarda il problema dei centri storici, sempre in sede di conversione abbiamo tolto il vincolo delle 2 classi energetiche, perché tutti questi interventi di efficienza devono portare l'edificio ad una maggiorazione di 2 classi, ma in alcuni casi purtroppo non è possibile. Parliamo ad esempio degli edifici nei centri storici, che possono essere sia uno che plurifamiliari, mono e plurifamiliari. Questo perché molto spesso non si possono fare cappotti per una questione di distanze, vicoli troppo stretti, quindi non si possono restringere ancora di più le vie del centro, oppure all'interno non si possono mettere perché magari ci sono dei vincoli architettonici, oppure ad esempio non si può mettere la pompa di calore perché non si può mettere l'unità esterna, e quindi in questi casi dove non è possibile per una serie di vincoli abbiamo tolto la possibilità, l'obbligo di avere le 2 classi di efficienza energetica, e quindi dare anche questa possibilità ai centri storici, che in molte città, non parliamo di Roma o Milano dove comunque sono centri storici molto belli, ma ci sono molte città dove i centri storici ormai sono in stato di degrado, di abbandono, e anche lì che serve un po' rivedere il nostro edificato anche per un decoro urbano. Ecco perché poi lo scorso anno era stato fatto il bonus facciate al 90%, che tuttora c'è, e quell'incentivo lì rimane comunque al 90%. A che punto si è arrivato poi invece nel pratico? Sono stati i decreti attuativi? È già in funzione questo superbonus? A che punto è? Questo ce lo domandano in tanti. Sì, allora questa è una domanda da $1 milione, come si dice. Allora, il decreto è stato appena convertito al Senato la scorsa settimana con il voto di fiducia, e ora devono uscire le circolari attuative sia dell'Agenzia delle Entrate che del Ministero dello Sviluppo Economico. Allora, queste circolari so che sono in fase di emanazione, quindi a giorni dovrebbero uscire proprio per permettere l'avvio di questi lavori, ma in realtà i lavori principali si potrebbero anche già effettuare, perché la normativa parla abbastanza chiaramente. Quindi ad esempio se un condominio già vuole avviarsi per fare il progetto e avviare le procedure per fare il cappotto, già lo potrebbe fare, perché comunque la legge è entrata in vigore dal 1° luglio, basta effettuare i pagamenti dopo il 1° luglio, già siamo al 20 luglio, quindi in realtà da 20 giorni già questi pagamenti rientrerebbero nel superbonus. Logicamente poi per i casi più particolari che serve una lettura da parte del MISE e dall'Agenzia delle Entrate, allora in quel caso conviene un po' aspettare. Vi faccio un esempio: le ristrutturazioni che sono già in corso e che prevedono ora dei lavori su ad esempio un cappotto già fatto, interpretando la legge, ad esempio se io sono in ristrutturazione in corso e ho fatto il cappotto, interpretando la legge ora le finestre mi andrebbero al 110%, però qui in realtà serve una circolare dell'Agenzia delle Entrate o del MISE che spiega questo meccanismo. Ecco perché tutti i cantieri sono fermi, i cantieri che erano già avviati, che ora sono fermi, è proprio perché l'interpretazione in questo caso è un po' più ampia, mentre invece per le nuove ristrutturazioni l'interpretazione è meno difficile da fare. Quindi ecco perché sono tutti un po'
fermi sul chi va là aspettando queste circolari. Logicamente la circolare più importante è quella per la cessione del credito, perché è la parte, diciamo, più innovativa di questo decreto, perché in realtà l'ecobonus e il sisma bonus già esistevano, non abbiamo fatto altro che potenziare questi incentivi, ma soprattutto di fare lo sconto in fattura e la cessione del credito, che in realtà un po' già esisteva, ma la cosa principale è lo sconto in fattura, la grande novità. Per questo serve effettivamente la circolare dell'Agenzia delle Entrate, anche perché poi serve da fare un contratto tra la banca e l'azienda costruttrice, l'azienda che fa lavori, per stringere un accordo tra banca e impresa proprio per effettuare lo sconto in fattura verso il cliente. Quindi la circolare dell'Agenzia delle Entrate per questo aspetto qui è veramente molto importante. Ultimo aspetto che riguarda l'installazione anche delle centraline per il rifornimento elettrico. Che novità ci sono da questo punto di vista? Allora sì, per quanto riguarda i pannelli solari fotovoltaici e le centraline di ricarica, queste si possono effettuare, anche queste con lo sconto del 110%, correlati a uno degli altri interventi, cioè o l'efficientamento energetico o anche il sisma bonus. In questo caso l'edificio può avere questo ulteriore vantaggio, cioè di autoprodursi l'energia elettrica, e per quanto riguarda le centraline elettriche di ricarica dei veicoli, ogni abitazione potrà avere la sua. Per quanto riguarda il singolo appartamento di ogni condominio, lì bisogna aspettare anche lì la circolare del Mise per capire se ogni singolo appartamento può avere la sua centralina oppure un tot numero a condominio. Questa è una parte che onestamente anche io non so interpretare bene, e quindi credo che questa parte qui sia ben definita poi nella relativa circolare del Ministero dello Sviluppo Economico. D'accordo, grazie onorevole, è stata davvero molto gentile ed esauriente nella sua spiegazione. Noi aspettiamo anche di capire bene tutti gli sviluppi che riguardano i decreti attuativi, e poi magari se ci consente, poi quando ci saranno Sì. altri quesiti da parte dei cittadini, la importuneremo di nuovo per essere meglio informati su tutte le novità che riguardano questo decreto molto importante sia per il lavoro che per l'edilizia. Grazie onorevole. Va bene, sono a disposizione per tutte le domande appena usciranno le varie circolari, senza problemi. Grazie e buona giornata. Grazie anche a voi. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.